Tanto lo spavento nelle scorse ore per le località marittime del Friuli Venezia Giulia, la regione ovviamente si fa trovare subito pronta anche per evitare quanto successo un mese fa. Ammontano complessivamente a 5 milioni e 550 mila euro le risorse che la regione Friuli Venezia Giulia, attraverso il Fondo regionale della protezione civile, destinerà agli interventi urgenti per far fronte ai danni provocati dal maltempo del 22 settembre scorso nei comuni di Latisana, Lignano Sabbiadoro e Aquileia, con opera di ripristino e prevenzione. L'assessore regionale competente Riccardo Riccardi lo ha illustrato alla Tisana, ai sindaci Lanfranco Sette, Laura Giorgi e Emanuele Zorino. Sì, abbiamo visto gli effetti delle precipitazioni che ci sono state. Subito dopo, con i 3 sindaci, quello di Lignano, di Latisana e di Aquileia, abbiamo fatto la ricognizione su quelli che erano gli effetti e i limiti derivanti in alcuni punti dei loro comuni, in particolare di alcune frazioni, tra queste Aprile Marittima, Bevanzana, l'argine legato al tagliamento della pineta mare ad Aquileia da altre parti, quindi diciamo c'è un problema di adeguatezza e di strutture complessive. Questo riguarda reti, riguarda strutture che hanno a che fare anche con le strutture stradali, riguarda tecnologie legate a pompe che devono essere messe in ordine rispetto a capienze e sostenibilità che inevitabilmente oggi hanno a che fare con una condizione meteorologica completamente diversa. Questa ricognizione complessiva interviene migliorando situazioni esistenti e ripristinando delle situazioni che col tempo erano lasciate avevano la necessità di avere interventi strutturali, quindi questo valore complessivo che riguarderà i 3 comuni e coinvolgerà il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale e il Consorzio di Bonifica vale 5 milioni e 500 mila euro. Quindi noi provvederemo con una delibera di giunta già la prossima settimana ad assegnarli e quindi a fare in modo che insomma, gli interventi vengano fatti nel minor tempo possibile e quelle condizioni che abbiamo vissuto non si ripresentino.